buonasera! Buonasera San Giovanni, buonasera! Non è questa la base, facciamo partire la numero 1. Grazie, facciamo tutto in diretta, buonasera, buonasera, facciamo parte di quella che vi ho detto all'inizio, siamo in diretta, quindi non c'è niente di preparato, abbiamo preparato 9 ore prima. Però il clima ci ha un po' disturbato in questo senso. Vai, alza, alza! Sulle mani San Giovanni, su, su! Avevo solamente voglia di andare altrove, non so dirti dove, quando e non so dirti come. Avevo solamente voglia di tirarmi su, per non pensarti e poi lasciarmi ricadere giù. E allora andiamo al mare, anche col temporale. Quando la pioggia cade, cadi, tu cercavo un mare. Calma, ho trovato te, col vento così forte. Non dirmi buonanotte, soltanto per stasera. Amore capoeira, cascessa luna piena, come in una favela. Sulle mani su! Amore capoeira. Baby girl, you know how to lie. I see it in your eyes. We've been down in love for so long. Think it's time to move on. Yeah. So come roll with a winner, winner. Drop top in the summer, winner, winner, winner. If I don't try, I but them can't come close. I was Sean King, pull up, yeah, you know it's over. Flex, time to have sex. Push out to my girl, we know this is enough. Flex, time to have sex. Really good, let me say, tonight with this now. Cercavo un mare calmo e ho trovato te. Voce, voce, così forte, non dirmi buonanotte, soltanto per stasera. Amore capoeira, cascassa luna piena, come in una favela. Nessuno dorme, c'è il sole anche di notte. T'ho detto 1000 volte che tutto può succedere. Arrivi tu che in cambio mi chiedi una notte per giocare. Cercavo un mare calmo, ho trovato te, col vento così forte. Non dirmi buonanotte, soltanto per stasera. Amore capoeira, cascassa luna piena, come in una favela. Come in una favela. Amore capoeira. Buonasera! Avrei voluto farmi presentare anch'io questa sera come numero 138. Siccome è un'ebbrezza per una donna quasi 48enne avere una passerella così, io chiederei alla regia, visto che mi sto preparando per il Festival di Sanremo, perché probabilmente il prossimo anno lo farò anch'io, che te ridi? Sto facendo un corso di portamento, perché per fare la modella, avete visto qui tante modelle in erba, molta erba, chissà che magari il prossimo anno il prossimo presentatore del festival, se quest'anno ci sarà Amadeus, ma magari il prossimo anno, che ne so, tornerà Carlo Conti e mi presenterà. Siccome quando si apre il sipario c'è una meravigliosa scalinata più o meno come questa, la difficoltà è la scala. Per tutte le soubrette che si sono susseguite su questo prestigioso palco dell'Ariston, se lui mi dovesse presentare, signore e signori, quest'anno il 62esimo Festival di Sanremo, ho il piacere di avere sul palco dell'Ariston la meravigliosa Valentina Vezza. Non si apre il sipario, un posto scende. Bella, Carlo. Allora sto facendo un corso di portamento e se la regia mi assiste con la base traccia sfilata, vi faccio vedere Valentina Perzia, se non è meglio di una modella. Occhio.
come queste modelle, visto che hanno sfilato anche gli uomini, sempre incazzate. Due sono i motivi, io sono le scarpe che sono stretto e la fame. È la seconda, non quando il giornalista fa la domanda alla modella, posso farti una domanda? La modella sì. Ride perché qua c'è aria, non magna. Cioè, come fai a essere così magra? Devo essere sincera? No, se ti avanza una cazzata la bodice abbiamo detto. Cioè, non lo so perché mangio tutto quello che voglio, maledetta. In palestra non vado perché sono pigra, ma non muore questa. Evidentemente ha un metabolismo molto attivo. Lei ce l'attivo, il mio è morto del metabolismo. Al metabolismo mio quest'anno gli ho detto alzati che facciamo la prova costume, ma guardato mi ha detto compa del maglione che andiamo in montagna, la sa. Signora, la fame è brutta. Matilde ci ha tenuto a sottolineare che come lei ho avuto due gemelli, lei due femmine, io un maschio e una femmina, due gemelli, la Brandi e io. Qualcosa a me deve essere successo durante... Dove l'ha tirato fuori? Dalle orecchie.